Il cielo cambia, ma non a caso, il cielo cambia perché l'impatto antropico, come si dice, cioè l'attività umana, soprattutto legata ai combustibili fossili, ha cambiato strutturalmente il clima, ha cambiato l'ambiente, ha cambiato le temperature e questo ha delle conseguenze che sono notevolissime. Se ci sono delle conseguenze, ci sono delle cause. Guardando le cause si possono trovare le soluzioni. Trovare le soluzioni analizzando le cause e non nascondendo la testa sotto la sabbia, perché il cambiamento è epocale sotto gli occhi di tutti. Venerdì 11 ottobre alle 13 torna l'appuntamento con Andrea Ferrazzi per affrontare insieme, come sempre con dati concreti alla mano, il presente e il futuro del nostro ambiente. La sfida più importante di tutte. Una nuova stagione che quest'anno avrà un titolo preciso: Ecovisioni. Visione vuol dire appunto vedere e vuol dire avere delle idee. E c'è bisogno, come l'aria, di avere delle idee per superare quello che sta avvenendo, per superare le crisi che stanno attraversando il nostro mondo. Sono crisi climatiche, sono crisi della guerra, sono crisi sociali, economiche. E allora dobbiamo avere la capacità di pensare al futuro, non solamente di rincorrere i guai attuali, magari chiusi in un pessimismo che rischia di aggravare la situazione. Ogni venerdì un tema ed ospiti di caratura nazionale, dalla competitività del nostro sistema di imprese nel percorso della transizione ecologica al rapporto sul consumo di suolo legato alle alluvioni, dagli esiti della COP29 alla piaga dei PFAS, dall'agonia dei ghiacciai al tema dell'energia e delle bollette, passando per i nuovi lavori legati al futuro della transizione. Non basta raccontare i fenomeni, anche quelli estremi, bisogna capire perché i fenomeni accadono e come si può governarli. La chiave è questa. Ogni venerdì dalle 13 alle 13:30 lo faremo, come sempre, con voi. Mezz'ora per capire il nostro futuro, è così? Mezz'ora, tutti insieme, naturalmente saremo attentissimi anche ai contributi, come è avvenuto lo scorso anno, dei nostri amici che ci ascolteranno e dobbiamo costruire insieme, sì, dobbiamo fare esattamente questa cosa qui.